qui un'altra fase di questo stupendo presepe allestito dalla signora Paola Serra a Massama. Siamo in compagnia della signora, ci vuole descrivere quest'altra fase del presepe? È un uomo che sta arando il terreno per piantare le fave, stanno seminando le fave, la donna, lui ara il terreno e la donna dietro lui semina le fave, visto? Benissimo. Invece qui inizia tutto il ciclo del grano. Del grano. Qui la prima fase. Semina. Questa è la prima Ecco. fase. Contadino che semina il grano. Poi qui abbiamo c'è il mietitore che sta mietendo il grano. Ecco, e dietro anche le signore. Le spigolatrici, quelle stanno spigolando. Ecco, sì. Qui e abbiamo veramente spighe, lei ha usato proprio i prodotti della campagna. Sì. Qui quest'altra fase. Questo è un uomo che trebbia il grano con i buoi. Quando è tutto bene sciolto dalla buccia, dalla paglia, il grano, allora si sventola nel vento. E in sadro si ventola si ventola su drigo e si raccoglie su drigo un sacco, ci dà un sacco. Ecco già, c'è un sacco di pronto col carico. E questa signora invece sta, ecco. Questo è il carro dei buoi che per portare. Sì. Questo è ventuende su drigo. Un po' di vento, nell'aia. Nell'aia ventola il grano e così. Questa è una donna che rientra dalla campagna con il fascio della spiga. E questa è una donna che sta pulendo il grano dalla buccia. Dalla crusca. Dalla crosta. La crusca è diversa dalla crosta. Questa è salossia. E i saputi? Salossia è un recipiente che usavano per mettere il grano per tutto l'anno. E lo tenevano in un angolo, magari se lo gente pesava. Questo poi è una donna che è prughendi, questa è prughendi sul rigo, pulisce il grano dalle dell'impurità, sì. E poi lo mette a macinare con il samo antica, su molti molleni di samoa.